Da vecchie conoscenze come Pavlev a nuovi arrivi come Tonetto, tutti in passerella salutati dai 5 dei baby calciatori del vivaio sotto la curva Furlan. È una presentazione piena di auspici davanti a 850 tifosi speranzosi per un'annata da vivere da protagonisti. Innanzitutto su quel campo il Rocco che tanto ha fatto penare la tifoseria e con addosso la rinnovata maglia con alabarda e foggia vintage griffata ancora una volta dallo sponsor istituzionale Io sono Friuli Venezia Giulia. Facciamo in bocca al lupo ma non diciamo altro perché ovviamente bisogna avere sempre un po' di scaramanzia all'inizio della nuova stagione, però devo dire che la società sta facendo un percorso importante che guarda a lungo periodo e questo è fondamentale per una realtà come Trieste, come la Triestina, che invece negli anni precedenti aveva vissuto più nell'incertezza. Oggi la certezza data dalla proprietà può garantire un percorso di lungo periodo anche con una forte partnership e collaborazione con le istituzioni locali. Sì, infatti la Regione appoggia la Triestina come le più importanti società sportive. Sì, devo dire che la Regione ha deciso di puntare molto sullo sport e sullo sport che crea visibilità, ma crea secondo me anche dei messaggi importanti da dare ai ragazzi e alle ragazze e oltretutto crea anche investimenti importanti sul nostro territorio. Basti pensare, e siamo qui proprio nella Triestina, gli impegni anche futuri in termini di investimenti che la società si è impegnata a fare. Poche chiacchiere anche dal presidente Ben Rosenweig che ha tracciato in modo chiaro la rotta per questa stagione e rinnovato la necessità di supporto da parte dei tifosi. Abbiamo preparato questa stagione nello stesso modo in cui abbiamo preparato quella conclusa, lavorando duro ogni giorno. Abbiamo un obiettivo, ovvero quello di finire il campionato in testa alla classifica ed arrivare direttamente in Serie B. Avere i tifosi con noi significa molto. Pensiamo al periodo della pandemia, quando si giocava negli stadi vuoti. I giocatori, l'intero sistema calcio percepiva che qualcosa non andava. Il calcio vive del rapporto con i tifosi. Questo cercheremo di mantenere per tutta la prossima stagione.